Presidente, oggi la conclusione del progetto ASPAS Innovazione, Varietà e Culturale qui a Naro. È la conclusione di una bella esperienza, di un'esperienza che ha messo assieme delle aziende private, il mondo dell'università con l'Università di Catania, il mondo della ricerca con il CREA di Bagheria e di Montanaso, e devo dire con una cultura eccezionale, quella dell'asparago coltivato nel nostro areale. È stato fatto un campo sperimentale a Scoglitti, nel Ragusano, è stato fatto un campo sperimentale in territorio di Naro, proprio per vedere come si comporta questa splendida cultura nelle diverse altitudini e con delle condizioni climatiche e di terreno diverse. Un ottimo risultato, chiaramente migliorabile come tutte le cose che dobbiamo fare, ma si è fatto all'insegna della cooperazione, all'insegna della sostenibilità, che poi sono le cose fondamentali se vogliamo vincere la sfida del futuro in agricoltura. Oggi più che mai, con i cambiamenti climatici, con la globalizzazione, con tutti i prodotti che vengono dal resto del mondo, solo se si fa squadra, se si fa ricerca, se c'è la sostenibilità delle coltivazioni stesse, e allora questa sfida la possiamo vincere. Facciamo un po' una sintesi di ciò che è stato questo progetto. Questo progetto ha voluto portare sul territorio la coltivazione dell'asparago comune. È una cosa che da noi è poco consumata e anche poco prodotta. Ci sono solo poche esperienze nel passato in alcuni angoli della Sicilia, ma non con le nuove varietà. Si è portata avanti una sperimentazione in due campi sperimentali, uno in territorio di Vittoria e uno in territorio di Naro, nella mia azienda nel caso specifico, con dei risultati veramente interessanti. Si è visto un acclimatarsi della pianta nel nostro territorio che può dare un futuro economico per una peculiarità ambientale eccezionale, e si avrebbe addirittura una produzione che cade in un periodo primaverile che per le nostre zone frutticole e viticole è un momento poco impegnativo per la manodopera. Quindi abbiamo un ottimo risultato sia per quanto riguarda le piante sia dal punto di vista economico, perché è un prodotto che verrebbe a prodursi in maniera anticipata rispetto alle altre zone di produzione italiane e quindi troverebbe un mercato non saturo e con prezzi abbastanza alti. Una conclusione oggi del progetto GoAspas Innovazione, Varietà Culturale, in cui voi siete stati anche coinvolti ovviamente da un punto di vista attivo e fattivo e logistico. Sì, diciamo che oggi c'è l'incontro definitivo, conosceremo i risultati definitivi di questo interessantissimo progetto di ricerca finanziato con la sottomisura 16.1 del PSR Sicilia 1422 sulla coltura dell'asparago, un ortaggio veramente molto interessante, credo un po' sottovalutato dal punto di vista del consumatore finale, però è molto interessante perché ha un elevatissimo contenuto in sali minerali, vitamine e quant'altro. Quindi assisteremo veramente alle conclusioni di questo progetto veramente molto interessante. Presenti a questo progetto GoAspas, voi siete stati coinvolti da Confagricoltura? Sì, assolutamente. Ringrazio infatti il presidente di Confagricoltura Rosario Ragona, nonché capofila del progetto GoAspas, per aver invitato l'Istituto Alberghiero Ambrosini a presenziare a questo importante momento conclusivo di un progetto già iniziato parecchio tempo fa. Noi come istituto alberghiero, caratterizzato dai servizi per l'enogastronomia, mettiamo particolare cura nella scelta ovviamente dei prodotti che vengono non soltanto utilizzati all'interno dei nostri laboratori, quindi durante le esercitazioni pratiche, ma anche proprio cerchiamo di valorizzarli ed esaltarli ogni qualvolta partecipiamo alle manifestazioni. Spesso nascono delle collaborazioni eccellenti tra per esempio i consorzi. Recentemente ne abbiamo stilata una con il consorzio di tutela del pistacchio di Raffadali e speriamo che da questo momento di incontro possa nascere una collaborazione tra l'Istituto Alberghiero e il GoAspas. Siamo onorati di questo invito perché nella mia scuola c'è l'indirizzo IPA, quindi i ragazzi del nostro istituto. Abbiamo anche un'azienda agricola dotata di una serra domotica. I ragazzi si recano 2 volte a settimana
presso l'azienda, vanno a lavorare proprio nella serra. Quindi per loro è una grande opportunità partecipare a questa conferenza. Oggi la conclusione qui a Naro del progetto Aspas. Voi siete stati coinvolti in maniera determinante. Ecco, si arriva a questa conclusione dopo 2 anni di attività. Ci faccia appunto una sintesi. 2 anni di attività ricchi di attività scientifico-tecniche, diciamo così, e di risultati. Risultati che hanno permesso di verificare l'adattabilità di nuove cultivar di asparago all'ambiente del Mediterraneo, di implementare e ottimizzare alcune tecniche colturali, quindi pratiche agronomiche finalizzate a migliorare la competitività della cultura e anche la sostenibilità ambientale ed economica. Sono in particolare stati attenzionati chiaramente la produttività sotto l'aspetto quantitativo, la possibilità di aumentare la competitività della coltura nei confronti delle erbe infestanti, pacciamatura, insomma tutta una serie di tecniche che hanno permesso di migliorare la produzione sotto il profilo quantitativo, ma anche migliorare la redditività e sostenibilità della coltura. Oggi raccogliamo i frutti di quella che è una competenza applicata al campo, un'innovazione che riguarda non soltanto l'economia, chiaramente la coltivazione dell'asparago, ma che ha un taglio più ampio, che è quello territoriale, che è quello di portare avanti nuove tecnologie che possono dare un risvolto non solo al territorio ma anche all'economia. Oggi sono state coinvolte anche le scuole, un parametro importante perché è proprio nei giovani dove confidiamo e deponiamo quelle che sono le speranze di un futuro, dove possano continuare a vivere in questo territorio importante come quello della Sicilia, pieno di innovazioni, di opportunità e di grande speranza per vivere continuamente verso un progetto migliorativo che abbia la tutela dell'agroalimentare, che abbia la tutela dell'ambiente e dell'economia ecosistemica che riguarda il nostro territorio. Allora, noi ci siamo occupati della coltivazione di ibridi di asparago in tunnel e in pienaria e della caratterizzazione dei turioni da un punto di vista quantitativo e qualitativo. Ci siamo occupati dell'analisi biochimica dei turioni per andare a vedere il contenuto in composti bioattivi e quindi la qualità, il valore nutraceutico dei turioni.